bellissimi anche in accappatoio, viva il friscaletto, guardate che meraviglia, ve lo volevo presentare questo friscaletto trasparente, vedete c'è un po' di, perché ha fatto la condensa della saliva col mio fiato, però questo è trasparente, il nuovo brevetto del maestro Enzo Minzone, del grande friscalettaro, ma ora anche brevetto e costruttore di friscaletti. Questo è un friscaletto Indò, vedete, Indò, friscaletto Indò, grande friscalettaro con la grande mazurka siciliana, la maranzana. Continuate, seguitemi per quanto riguarda i nuovi arrivati, potete contattare, io mi sto trovando da Dio, va benissimo, per esempio il friscaletto in canna, quello sempre il massimo, però devo dire che ultimamente, anche perché io abitando a Torino, qua fa freddo, per l'esibizione devo dire che mi trovo molto bene col friscaletto così in plastica, in polistilene, ed è buonissimo, una buonissima devo dire un buonissimo compromesso, no? Una buonissima costruzione, buonissimo materiale in quanto non patisce l'umidità, il freddo, il caldo, quindi gli agenti atmosferici. Mi trovo benissimo, è una cosa e poi è fighissimo, guardate che bello questo qua, poi ci sono in tanti colori, nero, giallo, e soprattutto questo è bello perché è trasparente e dà un po' l'idea del fantasioso, della favola, no? Dell'invisibile, ecco, mi sembra un po' tipo l'invisibile. Contattate il maestro Pinzone se volete averlo, lui vi chiederà tutto, peraltro io anche li collaudo, quindi sono intonatissimi. Ragazzi, per quanto riguarda le tarantelle, suonate molto lento, ripetetele lentamente, se avete problemi chiamatemi, volete degli spartiti, io non posso mandare a tutti perché io ho una marea di robe da fare, poi sono tanti strumenti, però cercherò di aiutarvi e soprattutto iscrivetevi e mettete tanti like, tanto non vi costa niente, mi aiutate a poter aiutare voi ad avere le parti e i consigli per il friscaletto, ma anche per tanti altri strumenti. Ciao ragazzi, viva il friscaletto siciliano, ciao!